Miei cari amici, eccoci qua, il mio più cordiale buona settimana con il nuovo oroscopo di questa settimana. Anzitutto chiedo immensamente scusa per la mia assenza, ma per motivi di salute ho dovuto un pochettino assentarmi, come si sa dire, da quel che è l'oroscopo settimanale. Ma eccoci qua, puntualissimi come sempre, diamo inizio a quel che è l'oroscopo di questa settimana che va dal 15 novembre al 21 novembre. Dal 15 al 21 novembre. Prima di iniziare voglio sempre ricordare che il sottoscritto si occupa di legamenti e ritorni d'amore nel modo definitivo. Ciò vuol dire che se qualcuno di voi ha avuto problemi di coppia, nel senso che è stata lasciata dal proprio marito, è stata lasciata dal proprio fidanzato, il vostro compagno va lasciato andando via con un'altra, allora io posso definitivamente allontanarlo da quell'altra per poi farlo tornare e farlo impazzire di nuovo per voi. Perché da 40 anni esercito questa professione e ho fatto tantissime ricerche in questi 40 anni e sono in possesso di vari rituali dell'antica ritualistica, iniziando dalle famosissime streghe di Benevento per poi andare alla magia salamonica. Quindi sono in possesso di questi potentissimi rituali. Se avete bisogno di me, contattatemi al numero che vedete nello scrollo, raccontatemi la vostra storia e io vi dico come è possibile intervenire per darvi un aiuto. Detto questo, andiamo con l'oroscopo che va dal 15 novembre al 21 di novembre. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Ariete, amore. La nuova settimana di novembre sarà abbastanza buona in amore. Tutto dovrebbe andare veramente bene. Forse non ci saranno i grandi incontri per i single o i passi troppo importanti per chi ha già una storia. Nonostante questo avrete dei giorni facili e tranquilli con una buona armonia insieme alle persone che avete al vostro fianco. Occhio però perché potrebbe rivelarsi una settimana un po' altalenante, quindi ci saranno alti e bassi, ok? Il segno del Toro, amore. Bellissima questa settimana per le emozioni e alla fine vi piacerà pure sotto altri punti di vista. Per i single e per gli impegnati a livello sentimentale saranno interessanti soprattutto i primi giorni. Ad inizio settimana, infatti, i sentimenti potrebbero essere un vero e proprio crescendo. Inoltre, il romanticismo e la passione potrebbero prendere il sopravvento in un rapporto. Il segno dei Gemelli, amore. La settimana potrebbe non iniziare nel miglior modo possibile. Bisogna dire infatti che potrebbero esserci dei giorni non troppo piacevoli o ricchi di emozioni speciali. Non dovrete temere perché, o meglio, non dovete temere perché il weekend sarà fantastico, è pieno di sentimenti
e belle esperienze col partner. Anche i cuori solitari potranno sperare in un fine settimana di nuovi incontri piuttosto interessanti da poter fare. Il segno del cancro. Amore. Tutto bene per chi è impegnato in una relazione di coppia, come anche per i single che sono attualmente soli. Saranno dei giorni tranquilli, ma comunque non mancheranno dei picchi di emozioni interessanti. Qualche single potrebbe fare un incontro nuovo e abbastanza fortunato proprio durante questa settimana. Chissà che non si tratti di una persona che diventerà importante nel vostro futuro. Il segno del leone. Amore. Settimana poco interessante per i rapporti personali e tutta la sfera intima. I giorni centrali potrebbero rivelarsi veramente complicati da dover affrontare con il proprio partner. Persino i single potrebbero avere dei problemi per le nuove conoscenze. Più tranquillo l'inizio settimana e pure il weekend. Questi saranno dei giorni perfetti per chi ha intenzione di godersi tranquillamente il proprio rapporto. Il segno della Vergine. Amore. Le stelle di questa nuova settimana di novembre saranno veramente buone per voi e i vostri affetti. Per la sfera privata e amorosa, infatti, saranno dei giorni meravigliosi e tutti da sfruttare. Nulla potrebbe andare storto con il proprio partner e non avrete problemi di coppia. Inoltre, questo periodo potrebbe essere molto interessante anche per tutti quei single che hanno voglia di incontrare qualcuno di nuovo. Il segno della Bilancia. Amore. Questa settimana non sarà affatto male, anche se per qualcuno di voi potrebbero esserci dei piccoli intoppi. Nulla di troppo preoccupante. Il fatto è che probabilmente siete troppo presi dal lavoro e da impegni esterni alla vita di coppia. Per questo potreste mettere un po' da parte l'amore e il partner. Occhio a non farlo. Per i cuori solitari saranno dei giorni prettamente tranquilli e senza grossi disagi per le nuove conoscenze. Il segno dello Scorpione. Amore. Quasi tutti i giorni di questa settimana del mese saranno buoni. In amore dovreste avere problemi e litigi di coppia da dover affrontare. Con la vostra dolce metà potrete vivervi dei momenti molto interessanti perché la passione non mancherà. Qualche buona nuova sul fronte sentimentale potrebbe sorprendere i single. Allora andiamo per il segno del Sagittario. Amore. Diciamo immediatamente che questa settimana non partirà nei migliori dei modi, ma poi riuscirete a cavarvela. Per i sentimenti si prospettano dei giorni di novembre assolutamente ricchi di passione e romanticismo.
Chi è già impegnato in una relazione farà faville e potrà godersi al massimo il rapporto d'amore. Benissimo anche i single che potrebbero lasciarsi andare alla passione con qualcuno di speciale. Favoriti i nuovi incontri con queste stelle importanti. Il segno del Capricorno. Amore. Preparatevi a una settimana poco incoraggiante. Per fortuna non tutti i giorni saranno così negativi, ma purtroppo alcuni non saranno affatto semplici per la sfera sentimentale. Con il vostro partner potrebbero esserci del nervosismo, sarà assolutamente fondamentale non esagerare con le discussioni e con i litigi. Nemmeno per i single sarà una settimana ottimista per i nuovi incontri. Andateci piano piano, sotto sotto, ogni punto di vista si risolverà. E andiamo con il segno dell'Acquario. Amore. Chi è impegnato in una relazione sentimentale potrà godersi una settimana all'insegna dell'amore, della complicità, dell'affetto e dell'armonia di coppia. Con il partner tutto andrà molto bene. Qualcuno però potrebbe trovarsi a riflettere e di fronte a due persone bisognerà prendere una importante decisione. Non si escludono delle novità nel settore sentimentale per i single. E infine andiamo col segno dei pesci. Amore. La nuova settimana inizia bene, ma dovreste tenere a mente che non tutti i giorni saranno troppo positivi, anzi potrebbero verificarsi problemi e purtroppo sarete molto concentrati sul lavoro, tanto da mettere un po' da parte la relazione o i rapporti affettivi. Occhio a non trascurare troppo i sentimenti e le persone che amate, questo soprattutto durante il weekend, che potrebbe essere molto complicato. E così abbiamo terminato anche per questa settimana l'oroscopo che va dal 15 di novembre al 21 di novembre. Bene, il sottoscritto vi augura veramente tantissima felicità, augurandovi una buona settimana e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti. Amatevi e voletevi bene. Alla prossima settimana.